Marco Gusto invece di lui. Ho spostato. Forse partono da lì. Sì. Fuori dal Senna, abbastanza. Perché non partire di Con Titina, Titina e Mariangela Barrocco sono tutti assieme. Barrocco, c'è anche Mariangela. Mamma, non... Oh, scusa. Prego, mettete di qua. Presenta onori ai caduti.
Picchetto, riposo. Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni, fatta una colletta per circa 2000 dramme d'argento, Giuda Clario, compiendo così un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero è vano pregare per i morti. Ma se egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. È parola di Dio. Ripetiamo insieme: ascoltami, Signore, Dio dei viventi. Vivente davanti a te è giusto. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi progetti. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Allora tutti insieme vogliamo rinnovare la nostra fede in Dio, soprattutto nella grande promessa che il Signore ha fatto, che tutti quanti noi risorgeremo in Lui a vita nuova. Dobbiamo davvero dire tutti insieme al Signore che noi condividiamo, accettiamo questa nostra fede e che con Lui vogliamo sempre vivere, cercando di vivere nella pace, nell'amore, nella concordia degli uni con gli altri, cercando davvero di difendere i grandi ideali della libertà, della pace, della fratellanza. Diciamo insieme: io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale lì al cielo siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, supplichiamo umilmente Dio Padre di misericordia per tutti i nostri fratelli defunti, in modo particolare per tutti coloro che sono morti nella prima e nella seconda guerra mondiale e tutte le altre varie guerre che l'uomo purtroppo ancora sta combattendo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Perché nella tua bontà, o Signore, perdoni tutti i peccati commessi dai nostri fratelli defunti, noi ti preghiamo. Perché Gesù morto e risorto, noi ti preghiamo. Perché tu elevi i nostri cuori al desiderio delle cose del cielo, noi ti preghiamo. Ora rivolgiamo a Dio nostro Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato per i fratelli defunti, che ti appartengono per la loro fede operosa. Noi li raccomandiamo a te, sia che vivano fedeli defunti per la misericordia di Dio, riposino in pace. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Picchetto. Prego. Stiamo ritornando. Sinistra. Avanti. Ah.
Ciao, ciao. Convegno sui conti di Sedilo della Prima Guerra Mondiale del 15-18, convegno organizzato per ricordare i 57 caduti dei 250 sedilesi che sono partiti al fronte per la Prima Guerra Mondiale. Erano 57 quelli che non sono mai rientrati a casa, tutti giovani, età media 24-25 anni, alcuni giovanissimi. Qualcuno non aveva raggiunto neanche i 18 anni di età, altri più grandi, qualcuno anche sposato, tant'è che ancora oggi nel nostro paese abbiamo ben 5 orfani di quella guerra. Una è qui presente addirittura, la ringrazio della sua partecipazione, la signora Bonacata Pesa. Oggi ha 86 anni e gli auguriamo ancora lunga vita. Altri 4 non sono potuti venire perché purtroppo il tempo e l'età va avanti e gli acciacchi aumentano. Comunque se è arrivato a 86 anni, a oggi è già un bel traguardo anche per loro. Dicevo tutti giovani, tutti indispensabili per l'economia della loro famiglia e della nostra comunità. La maggior parte dei dediti alla famiglia erano costrette a produrre, tutti utili, tutti orgogliosi di far parte della Sardegna, tutti o quasi tutti andavano in prima linea con l'orgoglio, con la forza di dimostrare che la loro terra aveva qualcosa in più degli altri. Ricordiamo che molti di questi facevano parte della Brigata Sassari, pluridecorata al valore militare, e che col tempo non ha mai perso nello specifico i nostri 57 compaesani. Ma veniamo alla nostra giornata, in particolare a questi lavori, a questo momento culturale che è organizzato per volere, diciamo, di un nostro amico e appassionato, studioso, cultore della Prima Guerra Mondiale, nonché scrittore di libri sulla Prima Guerra Mondiale, il dottor Giuliano Chirla, a cui va il merito di questa manifestazione, perché è stato lui a proporci questo lavoro. Lo ringrazio sinceramente da parte sia della Proloco e senz'altro anche da parte della nostra comunità. Ho detto studioso, ricercatore instancabile e medico di professione, ma tutto questo lo fa per passione. È autore anche di alcuni libri sulla Prima Guerra Mondiale e in particolare sulla Brigata Sassari. Tra un attimo sentiremo da lui espressamente la sua relazione, nella quale citerà
i 56 caduti di Sedilo nella Prima Guerra Mondiale. Prima passerò la parola senz'altro al nostro sindaco per il saluto della comunità alle autorità. Ringrazio anche il generale Manca, primo comandante della brigata sarda, primo comandante sardo della brigata Sassari. Motivo d'orgoglio anche per noi sardi, dunque. Anche per noi. Grazie. Voglio ringraziare anche l'associazione combattenti, il gruppo dei combattenti di Sedilo che stamattina hanno preso la bandiera con grande orgoglio. Voglio ringraziare la scuola media e la responsabile, la dottoressa Serusi, per aver dato la disponibilità a partecipare a questo convegno. E così il dottor Santino... Ringraziamento alle autorità per la loro partecipazione, le autorità militari e l'autorità religiosa e gli ex combattenti che sono presenti. Chiaramente il ringraziamento principale è all'associazione Proloco che ha curato questa iniziativa, che ha richiesto, oltre a questo sforzo per parte per l'organizzazione, anche con immagini che hanno visto recentemente, immagini piuttosto crude degli ultimi avvenimenti di New York, per esempio, possono e devono purtroppo iniziare a pensare anche cosa possa voler dire davvero una guerra. Io mi auguro chiaramente che non si arrivi a questi livelli diciamo tragici come si è arrivati nel passato, come potevano essere i conflitti mondiali già trascorsi. Però deve essere comunque un motivo anche per i più piccoli di riflessione, davvero per capire qual era l'importanza e cosa può derivare da un conflitto che possa avere portata mondiale come era il precedente. Auguriamo certamente di non dover conoscere i tempi, però effettivamente dall'11 settembre ci sono stati cambiamenti anche a livello mondiale che ci lasciano anche un po' perplessi e quasi con un dubbio sull'avvenire. Auguriamo comunque che non possano avere sviluppi tragici. Deve essere un motivo proprio di riflessione non solo per i più giovani ma anche per tutti, proprio per la prima cosa per ricordare chi veramente ha dato la vita per una cosa così importante. Rendersene conto oggi è quasi molto, non dico superfluo, certo non... Per prima cosa sempre ringraziamenti, anzi io prima mi presento, mi chiamo Giuliano Chiva, sono di Bitti e vivo e lavoro a Sassari. Faccio queste cosette, queste ricerche per passione e per impegnare il tempo libero. Comunque, visto che siamo qua oggi, un saluto a tutta la comunità di Sedilo e naturalmente un ringraziamento a tutta la comunità di Sedilo espressa nelle istituzioni della Proloco e del Comune. E a loro fondamentalmente che va il ringraziamento per questa ricerca, per il significato che essa assumerà poi per ognuno di voi nel richiamare i nomi dei vostri paesani scomparsi in guerra. Perché le notizie, le informazioni e la volontà di farla sono partite da Sedilo, quindi sono i rappresentanti della Proloco e del Comune a cui un giorno dovrete dire grazie. Io sono uno strumento, ma solo uno, perché queste ricerche quando si fanno sono il risultato di un lavoro, di un intervento di diverse persone. In particolare voglio ringraziare prima di tutto l'istituzione della Brigata Sassari, intanto perché le fonti di informazione, la possibilità di accedere alle fonti storiche vere e proprie dipendono fondamentalmente dall'istituzione in sé della brigata e in questo caso il comandante, il generale Regensburger e poi il generale Manca di Ortueli, vostro vicino di casa. Voglio ringraziare anche l'aiutante Antonio Pinna, direttore del Museo della Brigata Sassari, con cui ho avuto il piacere e l'onore di scrivere un libro che rievocava la Brigata Sassari nella battaglia dei Tremonti, quella che poi valse alla Brigata Sassari la seconda medaglia d'oro alle bandiere. Poi parte di questo materiale e delle informazioni provengono dall'archivio di Stato di Cagliari e soprattutto dal distretto militare di Cagliari, quindi ci tengo a ringraziare il comandante, il colonnello Mura, ex capo di Stato Maggiore della Brigata Sassari, che oggi non è presente,
e il tenente colonnello Antonio Meloni, che è qua presente, che voglio veramente ringraziare di persona per le documentazioni di prima mano che ci ha fornito. E poi il signor Bruno Madidio, in linea di massima anche l'altro personale che non conosciamo. E poi naturalmente sentiamo anche Stia Bonacarta Pace, che ci leggerà una poesia sui caduti in guerra composta dal figlio. E penso che sia il filo diretto, questa donna e gli altri 5 orfani di guerra, con quegli eventi, quindi non tutto si è spezzato, il filo diretto c'è ancora. Speriamo che duri almeno sino ai 112 anni come zio Todde, e noi tutti qui a celebrare ancora quello che ci sarà da celebrare. Io me lo auguro e ve lo auguro anche a voi. Forse conviene passare qui. Allora, come abbiamo detto, i nomi sono 57 soldati. Di qualcuno la ricerca non è completissima, è al 95-98%, ma ci riserviamo di completarla in un secondo momento, e poi eventualmente ci saranno anche la pubblicazione degli atti del convegno di cui si occuperà la Prologo e il Comune. Quindi a suo tempo ogni famiglia di Sedilo riceverà il libro e il risultato della ricerca quando appena potranno. Nel 1915 voi sapete che l'Italia è entrata in guerra il 24 maggio. Tra i soldati di Sedilo il primo a cadere è stato Antonio Maria Puzzolu, che cade l'11 agosto. Si tratta dello zio materno dei fratelli Sanna, Costantino Sanna, gli altri nomi non possiamo elencarli perché se no scriviamo 2 giorni. Come? Bruzzone. Qui c'è un fratello, sì, un nipote presente. Ecco, il Puzzolo Antonio Maria di Pasquale è soldato del 147° reggimento di fanteria, nato il 18 dicembre 1893 a Sedilo. È morto sul Monte San Michele, ossia sul Carso Esontino, l'11 agosto del 1915 per ferite riportate in combattimento. Ricordiamo, per chi vuole prendere dimestichezza con le località geografiche, che il Carso fu il centro, diciamo così, dove si svolsero le più grandi battaglie combattute tra italiani e austriaci nella prima guerra mondiale. Furono le più cruente e le più sanguinose. Tanto è vero che anche l'armata più importante, la terza armata, comandata dal Duca d'Aosta, era proprio schierata sul Carso perché si puntava verso Trieste, e gli austriaci naturalmente facevano forza difensiva maggiore proprio su quella regione lì. Il Carso ormai è nella memoria popolare come l'inferno, gli slavi lo chiamano come proprio l'inferno carsico dal nome della pietra che nella loro lingua attribuiscono alla conformazione geologica di quel terreno. Quindi Puzzolo morì l'11 agosto del 1915. Il Monte San Michele, San Martino del Carso, San Michele del Carso, Doberdò, Lisonzo, Gradisca, Gorizia, sono tutti nomi che diventeranno familiari a chi appena avrà la volontà e l'interesse di andare a leggere le vicende di questa gente e di questi eventi. Il secondo, Mongili Salvatore. Di Salvatore e Puggio Filomena, uno zio della moglie di Moschittu, di Battistina Mongili, e anche zio di Giovanni Antonio Giuseppe Assunta Mongili, ossia zona Bergo. Mongili Salvatore di Salvatore, soldato del 152° reggimento di fanteria, quindi brigata Sassari, nato il 6 marzo 1889 a Sedilo, morto il 23 agosto 1915 sul Monte San Michele per ferite riportate in combattimento. In pratica la brigata Sassari a luglio venne schierata proprio sul Carso e sia Puzzolo che Mongili morirono a distanza di, diciamo così, pochi giorni l'uno dall'altro, nonostante fossero in reggimenti diversi. Quindi l'11 agosto Puzzolo e il 23 agosto morto il 22 ottobre del 1915. Questo è lo zio materno di Pedruzzella, di Pietruccia,
Chiesa Costantino Di Giovanni Battista, soldato del 45° Reggimento di Fanteria, nato il 15 dicembre 1888 a Sedilo, morto il 22 ottobre 1915 sul Monte Col di Lana, per ferite riportate in combattimento. Allora, Carboni Chessa è il 45°, il 45 Muretta Giovanni Battista, morto il 27 ottobre. Questo è uno zio materno di Giovanni Salani, se subito. Muretta Giovanni Battista, Di Battista, soldato del 45° Reggimento di Fanteria, anche Muretta, nato il 17 febbraio 1891 a Sedilo, morto il 27 ottobre 1915 sul Monte Col di Lana per ferite riportate in combattimento. Per Muretta si può fare lo stesso discorso di Carboni Chessa Costanardo. Nieto Bernardo è uno zio paterno di Salvatore Manca e di Costantina Manca. Nieto Bernardo Di Bernardo, soldato dell'86° Reggimento di Fanteria, nato il 4 marzo 1893 a Sedilo, morto il 3 novembre 1915 sul San Michele per ferite riportate in combattimento. Anche qui torniamo sul Monte San Michele, cioè il Carso Antonio l'11 novembre e Lai Giovanni il 18 novembre. Questi li consideriamo assieme. Allora, Caro Antonio. è uno zio materno di Michele Pidu e sorelle e fratello, figlio del Bigliano. E Lai Giovanni Antonio è uno zio paterno di Battestina e di Antonietta Lai. Zio anche di Filomena, Pasqua, Giovanni Mureggia e Antonio Mureggia. Dicembre, Mura Giovanni Battista. Mura Giovanni Battista è uno zio materno dei fratelli Puddu e dei fratelli Meloni. Per intenderci Puddu Barroso, Meloni, Frearzu e famiglia. Mura Giovanni Battista Di Giovanni, Carboni Antonio. Carboni Pietro è uno dei due fratelli. Allora, se vuoi Antonio è uno dei 5 che non... Ah, che di cui non abbiamo... Allora, sì, allora, Carboni Antonio l'abbiamo ritrovato in un secondo momento, grazie ai documenti dell'archivio Tedesco. Il 21 maggio caddero 2 soldati di Sedilo, Carboni Chessa Pietro e De Palmas Giovanni, entrambi il 21 maggio. Allora, Carboni Chessa Pietro è fratello del Carboni di Costantino, quindi zio sempre di... Carta Giovanni. Zio materno di Scrittura. Ecco qua. Carta Giovanni di Salvatorangelo, soldato del 210° Reggimento di Fanteria, nato il 23 gennaio 1890 a Sedilo, morto il 3 giugno 1916 sul Monte Novegno per ferite riportate in combattimento. Il 210° Reggimento era uno dei 2 della brigata Bisagno, che era una brigata che portava il nome di Fiumiciattolo della Liguria, Fiumiciattolo insomma per modo di dire, e nella quale in combattimento Carta Soleddu Giovanni Santo. Zio paterno di Pietrina Carta, Ecco qua. Niola, poi il 2 e Palapes Raffaele, entrambi del 152°. Allora, Niola Marchisio è lo zio materno dei fratelli Carta, giustamente, e anche di Maria Antonia, Elena, Virginia Sanna. Mentre Pala Raffaele è uno zio materno di Felice Molinette. Carboni Giuseppe. Di questo non abbiamo, sono riusciti a scoprire bene. Tutte le persone con cui abbiamo parlato. Francesco. Zio materno di Pietrino Carta e Regina, per intenderci su R e la sorella. Mongili Antonio Francesco Di Antonio, soldato dei Carboni Salvatore. Salvatore è figlio di Mena Leila, abitava nelle via Sudis, nella via dove c'è l'attuale sede della Pro. Come? Via Sudis, sì. Nel 1916 morì Paolo Sardara. Io anche di Giada, Sardara Paolo Pietro di Diego Antonio, con la morte di Murgia Giovanni Battista. Murgia del 1917 cadde Carta Andrea. Zio materno degli Scurizzi
Accade il 25 aprile del 1917. Zio paterno di sempre di Bore Manca, Bore che ringraziamo perché è venuto direttamente da Roma per poter partecipare a questo convegno. Manca Giovanni Battista, caporale del 150. Pugioni Pireto Costantino cade il 15 maggio del 1917. Giocate Manca Giovanni. Zio paterno è Treno Manca, Soldato del 232 Reggimento di Fanteria, nato il 22 febbraio 1886. Morto da Giovanni, cade invece il 23 maggio, quindi 3 giorni dopo Manca. Questo è lo zio paterno di Elena, di Stetta, di Mario Manca, insomma. Manca Corda Giovanni di Antonio, soldato del 200. Il 23 maggio cade anche, nello stesso giorno di Manca Corda Giovanni, cade Pia Antonio Maria. Fratello di Corosda. Sessini Andrea, il 5 giugno in combattimento cade Sessini Andrea. Il 6 giugno del 17 cade Piras Salvatore. Combattimento Mongili Giovanni. Zio materno di Caterina di Decata, per intenderci fratello di mia nonna materna, di Maria Miale. Ecco qua, Mongili Giovanni. Del 1917 cade Aghedu Antonio. Questo è lo zio materno di Salvatore Unida, fratello di Sanita. Morì nei combattimenti tra i forti degli Archettiani sull'altopiano di Folgariglia e La Barone, così come era morto anche Antonio Francesco. Allora facciamo un unico elenco. Manca Pasquale, Unida Sanna Giovanni, Manca Giovanni Giuseppe, Zedde Giuseppe, Bosso Costantino, Lai Bachisio, Falchi Raffaele, Pes Costantino, caddero tra il 22 agosto e il 24 settembre nel giro di un mese nei combattimenti per l'altopiano della Bansizza. Manca Pasquale è zio paterno di Caleb Leoni, di Caterina, di Pasquale, di Caterina eccetera. Poi Unida Sana, giusto? Sì. Unida Sana Giovanni è un parente di zia Maria Angela Marinelli, fratello. Poi manca Giovanni Giuseppe. In realtà si sente senza microfono. Manca Pasquale, soldato del 265 Reggimento di Fanteria, nato il 16 aprile 97 a Sedilo, morto il 22 agosto 17 sul Medio Isonzo, per ferite riportate in combattimento, quindi sulla battaglia della Bansizza. Poi Unida Sanna Giovanni, soldato del 152esimo, quindi della Brigata Sassari, nato il 20 febbraio 1895 a Sedilo, morto il 17 settembre 1917 per ferite riportate in combattimento, quindi anche lui nella battaglia della Bansizza. Poi abbiamo Manca Giovanni Giuseppe del 216esimo Reggimento di Fanteria, nato l'8 maggio del 79 a Sedilo, disperso il 18 agosto del 17 sul Carso in combattimento, sempre sulla Bansizza. Poi abbiamo il soldato Zedde Giuseppe, soldato di Cosimo e di Puzzolo Maria Dovita, nato in via Niola, soldato del 200. Ringraziamo il comandante provinciale che purtroppo deve scappare. Volevo ringraziare invece, piuttosto che sia lui a ringraziare noi, penso che sia doveroso che siamo noi a ringraziare Giuliano Chirra, perché come avete avuto modo di vedere, grazie alla
Sulla ricerca abbiamo avuto modo di avere dei dati finora inediti e sconosciuti ai più. Io penso che credo che nessun altro degli altri 4 orfani di guerra della Brigata Sassari. Non posso chiudere perché non sono più comandante della brigata. Io sono nato dall'altra parte del lago. Un giorno voi bambini, oggi Sedilo quanti abitanti fa? 2000 e qualcosa, come Ortueri. Quando ero piccolino eravamo 3100, adesso siamo 2002-2003. Incluso Tonino Casula che abita a Sassari. Abbiamo sentito delle cose che riguardavano, immaginate un po', i vostri trisavoli forse, non nonno, non bisnonno, ancora prima. Voi immaginate, per cercare di capire anche voi cosa voleva dire allora questa guerra, un giorno affacciatevi dalla parte del lago e immaginate di essere nel 1915. Il lago non c'è ancora, perché il lago, la diga fu fatta dopo, nel 1924. C'era Sant'Antine, c'era Sedilo, 3.000 e passa abitanti. Immaginate a un certo punto che 250 giovani, cioè i più forti, quelli che lavoravano, partono. E uno su 5 di questi non tornano più. Immaginate che razza di tragedia, che legnata terribile per Sedilo. Questa è stata la prima guerra mondiale, di questi ragazzi che... Comandante della Brigata Sassari, generale Paolo Regensburger, che oggi siamo onorati di occupare qua. Io devo dire che sono particolarmente lieto di essere qua e di essere stato presente a questa manifestazione. La ricerca del passato, dell'identità di questi caduti è veramente una cosa significativa e merita un ampio riconoscimento. Mi auguro infatti che questa pubblicazione riuscirà a nascere e svilupparsi. Rievocare questi momenti forse sì, l'identità del personaggio, ma anche i luoghi sono luoghi di cui parlava il dottor Chira, sono luoghi perché per molti di voi forse sono sconosciuti. Monte San Michele vicino al Sacrario di Re di Puglia, uno va a vedere Monte San Michele ancora adesso, dopo 80 anni, è sconvolto dai bombardamenti che ci sono stati. Sono posti dove veramente uno vede dove la gente è morta, in che condizioni è morta, ha combattuto per la libertà dell'Italia. Questo è il mio primo pensiero. Secondo pensiero è quello che ho già avuto modo in altre occasioni, come nella recente concessione alla Brigata Sassari della cittadinanza onoraria di Ateneo. Chi come me viene da fuori la Sardegna, logicamente il mio cognome non è un cognome sardo, mio nonno era dall'altra parte, combatteva con gli austriaci, rimane colpito dallo spirito della Brigata Sassari, dallo spirito dei soldati della Sassari, ma in modo particolare rimane colpito dal legame che c'è tra la Sassari, i suoi soldati e la gente di Sardegna, un legame che è ancora forte, vivo e che ci consente di fare il nostro lavoro in questo momento in giro per il mondo. Abbiamo una compagnia in Bosnia, ancora una compagnia, quindi circa 100 soldati in Albania e una compagnia in Macedonia. La Sassari quindi è presente su tutti i territori balcanici. Con questo concludo, vi ringrazio veramente di cuore per l'invito a questa manifestazione che spero abbia seguito anche in altre occasioni. Grazie. Grazie veramente al generale Regensburger. Non so se il dottor Kirla ha bisogno della testimonianza di qualcuno dei presenti in particolare, se così è, Di quello che succedeva nei paesi, tutte le citazioni dei fratelli,
il padre di mia madre e il fratello, tutte e due, Lotto Francesco e Lotto. Grazie. Come diceva la signora, nel Sacrario del Tonale, lungo il confine italiano, all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale, sono sorti i vari cimiteri che consentirono di accogliere le spoglie dei soldati morti nei campi di battaglia. Uno degli oggetti che caratterizza l'equipaggiamento dei noi militari è il cosiddetto piastrino di riconoscimento, che attualmente è realizzato in acciaio inossidabile, quindi resiste a qualsiasi urto, a qualsiasi temperatura. Allora il piastrino di riconoscimento era costituito da una scheda di carta che conteneva i dati anagrafici, nome, cognome, paternità, località di nascita, racchiuso il tutto in una scatoletta metallica e custodito all'interno della giunta. L'Istituto Militare di Cagliari custodisce tutti i documenti di sciolti distretti di Oristano e Sassari, ma diciamo che tutta la documentazione in possesso della guerra del 15-18 dei nostri soldati è depositata all'Archivio di Stato di Cagliari, depositata diciamo e custodita, che è un valore storico non indifferente, che dà atto a tutte queste ricerche, a tutte la possibilità di dare a chi ne richiede l'utilizzo, di vedere la trafila che è stata fatta dai nostri anni. Io mi ritengo più giovane rispetto agli altri perché tutta la massa di oggi per intervenire presso l'assessorato competente per il finanziamento di questa pubblicazione. Siamo in chiusura dei lavori, voglio ringraziare tra gli altri, che finora non l'abbiamo fatto, anche la stazione dei Carabinieri di Sedilo con la compagnia di Chilarza e il comando provinciale. Scusateci per averlo fatto in ritardo, non l'abbiamo fatto in malafede. Ringrazio la popolazione sedilese per aver dato un profondo contributo alla realizzazione di tutti questi lavori e adesso vi invito a fermarvi 2 secondi per un rinfresco offerto dall'associazione Provato. Grazie nuovamente. A Rosario. Dai, perché? È vero, tanto è una cosa veloce. 3 invitti a